Benvenuti alla lezione numero 18 della sezione Armonia. Bene, siamo giunti alla fine di questo percorso presente nel manuale livello base, quindi chiaramente ci aspetta ancora altro da conoscere e da imparare in questo magnifico mondo che è l'armonia. In realtà stiamo parlando proprio della musica, di come comprendere tutte le regole che mettono insieme le varie note nella maniera migliore possibile. E allora, ultimo argomento, pagina 76, triadi in parti late. Allora, come abbiamo visto per gli accordi, sia in triadi che in quattro note, quindi con gli accordi di settima, abbiamo suonato le note in successione così come si presentano numericamente, cioè prima, terza, quinta, oppure prima, terza, quinta e settima. Adesso faremo riferimento alle triadi e quindi agli accordi a tre suoni, stabilendo che, imparando che questa disposizione delle note, quindi prima, terza e quinta, ad esempio Do, Mi, Sol, è detta in parti strette. Abbiamo già usato questa parola parti per quanto riguarda il legame armonico e quindi per quanto riguarda il ruolo o meglio proprio il posto occupato in ordine dal basso verso l'alto da ognuna delle tre note di un accordo, quindi prima parte, seconda parte e terza parte. Dato che queste numericamente si avvicendano proprio in maniera consecutiva, prima, terza e quinta, dalla più piccola alla più distante, appunto vicine e quindi strette. Quindi sono posizioni in parti strette. Oggi vediamo invece in parti late. È una posizione che ci consente di poter usare la sinistra come se fossero le due mani insieme, così lasciando la destra libera di potersi muovere sulla melodia, mantenendo quindi il ruolo di accompagnatore con gli accordi, il basso e il ritmo. Tutto su una mano, insomma un bel lavoraccio. E quindi vediamo adesso nel dettaglio sui tasti la disposizione di queste parti late. Allora vediamo sull'accordo Do maggiore, parti strette, parti late, late sta per aperte, quindi che cosa facciamo? Di ogni posizione, quindi fondamentale, ma anche dei rivolti, quindi fondamentale e rivolti, noi togliamo la nota centrale, in questo caso il Mi, che è la terza, e la spostiamo all'ottava superiore. Ecco. Avendo un'ampiezza maggiore, mi riesce difficile suonare con una mano, però magari per una mano abbastanza larga, come quella mia, ecco vedete che ho proprio la punta del mignolo sul Do, poi l'indice sul Sol e allungo il pollice sul Mi. Ecco, in questo modo ottengo la posizione fondamentale in parti late di Do maggiore. Vediamo dalla posizione fondamentale passo al primo rivolto, stessa cosa. Prendo la nota centrale, in questo caso è il Sol, che sta alla seconda parte di questa posizione, è sempre comunque la quinta dell'accordo, io posto l'indice sul Do e mi allungo col Sol all'ottava superiore. Quindi primo rivolto in parti late. Poi dal primo rivolto passo al secondo rivolto, stessa cosa, tolgo la nota dal centro e la sposto su. Beh, ora la distanza è effettivamente eccessiva, però insomma, volendo allargare, ma non è richiesto assolutamente di suonare le tre note insieme, è solo per ascoltarne l'effetto. Posso anche suonarne due con la destra e una con la sinistra. Ecco, diciamo che in questo caso, suonando tutte e tre le note insieme, è molto efficace nel ruolo di tastierista in una band, con magari dei suoni che possono essere più prolungati come dei pad oppure degli archi o anche un organo, però l'organo usa un po' di più le parti strette e quindi ciò può essere fatto su ogni accordo. Quindi per esempio Fa maggiore, tolgo la nota centrale, la porto sopra, oppure La maggiore, tolgo la nota centrale, la porto sopra,
quindi a seconda se sto usando la posizione fondamentale o anche i rivolti. Quindi ogni accordo può essere sviluppato aprendone le parti. Veniamo adesso invece ad un uso più pianistico e quindi, come ho detto prima, guardiamo la figura sul libro. Abbiamo due battute da 4 quarti sviluppando un disegno sulla triade in questo modo, con le 4 semiminime, la prima sul Do, la seconda sul Sol, la terza sul Mi e il ritorno della quarta sul Sol, per poi cominciare dal La minore. La, Mi, Do, Mi. Ecco, questo è un ottimo... Posso continuare sul giro, Re minore e Sol maggiore. Quindi, come avete visto, io così posso sviluppare i due ruoli importanti, basso e accordi, con una stessa mano, e fare anche con questo arpeggio, avendo l'indice come fulcro, per portare la ritmica, quindi anche l'accompagnamento ritmico, in maniera che la mano destra sia libera di fare altre cose, o proprio la melodia o anche degli... In questo modo io libero completamente. E poi, quando è richiesto proprio l'uso di un rivolto, magari da suonare il Do però con il basso Mi, in questo rivolto io posso arpeggiare quindi partendo dalla terza, e quindi arpeggiare nello stesso modo, perché magari viene più richiesto l'uso del legame armonico anche in parti late, quindi legame armonico da usare sia in parti late che in parti strette. Ebbene, quindi svolgete anche i 3 esercizi finali, numero 30, 31 e 32, così come richiesto, arpeggiare a mani separate tutte le triadi in posizione fondamentale e con i rivolti. Poi eseguire giri armonici che troviamo in ruoli e competenze, questi esercizi che abbiamo già visto come pianista accompagnatore, però li potete fare proprio come pianista solista. Infatti più avanti c'è il ruolo di pianista solista a pagina 85, con degli esercizi 1, 2, 3 eccetera, sviluppati quasi tutti in parti strette, e voi li potete fare anche in parti late, così come adesso. E poi lo stesso esercizio cercando anche di fare il legame armonico, perché così imparate a guardare anche in parti late la maniera di suonare le varie triadi. Da dire che in effetti è preferibile suonare sempre nella posizione fondamentale se siete un pianista solista, perché diciamo che, a meno che, ripeto, non sia richiesto dalla sigla, è opportuno suonare la nota basso, che quindi è quella più grave e suonata col mignolo, fondamentale dell'accordo, e le altre due che ne completano appunto l'essenza. Quindi le altre due che mancano, le due note che mancano. Però insomma fare anche con legame armonico è utile. Poi provate pure a suonare con un effetto prolungato su una tastiera, in modo da creare dei bei tappeti. E qui adesso ho suonato Do maggiore, Do su Mi, Fa maggiore, Do La Fa, Re, Si Sol, il Sol maggiore, e ho chiuso, ho fatto un legame armonico, ho fatto Do, Fa maggiore e Sol maggiore, insomma, e ho chiuso poi sul Do del primo rivolto. Quindi sono sonorità molto utili come pad, ripeto, utili come pad, che vanno sicuramente anche usati con le parti strette, però a volte aprire un pad, quindi nelle sue parti, ammorbidisce un po' il tutto, lo allarga. Poi, come già detto in altre lezioni, negli accordi le note esterne vengono più in risalto. Allora, quanto più sono larghe, in realtà maggiore è una frequenza abbracciata tra le note gravi e le note acute, e quindi quelle d'esterno poi
risaltano ancora di più rispetto a una posizione invece in parti strette. Quindi divertitevi anche nell'altro ruolo, descritto anche nel paragrafo, e insomma adesso avete davvero un sacco di materiale con cui potreste fare, anzi dovrete fare un po' di pratica, così vi permetterà di essere un buon tastierista nei gruppi, ma anche un buon pianista, un buon pianista solista, accompagnandovi da solo con la mano sinistra, e poi anche un pianista accompagnatore con gli abbellimenti che potete usare riconoscendo i centri tonali, quindi le tonalità e quindi le scale da avere a disposizione per creare i vostri abbellimenti. Bene, io sono contento che mi abbiate seguito fino a questa lezione, vuol dire che insomma sono riuscito nell'intento di trasmettervi il mio sapere, che certamente non è tutto, ci sono tantissimi altri musicisti che vi offrono o lo stesso materiale o altro materiale che la loro esperienza ha portato a conoscere, però anche, me lo offrono anche in maniera diversa, quindi insomma il mio consiglio è quello di andare alla ricerca di materiale diverso per carpire da un insegnante, da un musicista e da un altro un po' tutto ciò che abbiano imparato, tutto ciò che hanno nel loro sapere, che sono disposti a trasmettervelo. Questo l'ho scritto anche nella prefazione. Affidarsi a un solo maestro è riduttivo, ma bisogna cercare altre fonti, soprattutto l'orecchio. Fate tanto esercizio d'orecchio, come poi vedremo anche per altre lezioni, perché quello vi sarà davvero di grande aiuto, vi aiuterà soprattutto ad affinare la vostra sensibilità sugli accordi, sulle scale, sulle note, da cantare. Gli assoli si fanno cantando soprattutto, questo poi lo vedremo anche nella sezione improvvisazione. Quindi dicevo, sono contento che mi abbiate seguito finora, ho ricevuto dei bei complimenti, spero quindi, mi sembra che ci sia riuscito, insomma, di essere stato il più chiaro possibile, di avervi trasmesso bene le cose che conosco e che secondo me insomma sono quelle che vi possono mettere in risalto in una formazione tra colleghi, e quindi affrontare i vari argomenti di armonia, di improvvisazione, per arrangiare qualcosa che avete in mente insieme ai vostri amici, sia a livello amatoriale che a livello professionale, in modo da potervi divertire il più possibile con la musica, che, come dico sempre, è grande. La musica è grande, ci offre tante emozioni e tanti stati d'animo. Allora, ancora una volta, grazie, buono studio e buona musica, alla prossima, ciao!